Col l'alzabandiera. Noi adulti scout siamo amici e fratelli di ogni uomo e di ogni donna di qualunque religione, razza, origine e opinioni. La legge e la promessa scout, come sono proposte ai ragazzi e agli adolescenti, contengono valori universali e proposte di stile di vita, valide anche per noi adulti. Per questo motivo ci impegniamo a vivere a livello adulto e in modo concreto i principi e i valori enunciati da Baden-Powell e fatti propri dalla tradizione dello scoutismo cattolico italiano. Facciamo insieme il canto della promessa. Grazie a voi mi impegno sul mio onore e voglio essere degno per te, oh Signore, la giusta e retta via, mostrami tu e la promessa mia, accoglio Gesù. Non volere, sempre sarò, infatti è mio dovere, adempirò la giusta e retta via, mostrami tu e la promessa mia, accoglio Gesù. Tu solo nel tuo amore, agli altri ti ne dono, può fare onore, la giusta e retta via, mostrami tu e la promessa mia, accoglio Gesù. La mia legge sempre sarò, se la tua mano mi regge, io manterrò la giusta e retta via, mostrami tu e la promessa mia, accoglio Gesù. Allora, Don Gianluca si scusa con tutti noi, ma un impegno, purtroppo un funerale dell'ultimo momento, l'ha trattenuto in quella della sua chiesa. Però vi manda tutti i saluti a tutti, augurandovi intanto una buona permanenza a Villaburi. Domani sarà con noi. Allora, leggiamo insieme, facciamo il momento di preghiera che lui aveva preparato per noi, lo facciamo noi e onoriamo il suo impegno, insomma, ecco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Questo è il suo commento che avrebbe naturalmente spiegato lui, ve lo leggo. Oggi siamo particolarmente in festa, siamo gioiosi per i nostri 70 anni di cammino nel Masci. E Gesù sembra dirci che lui la gioia sta a cuore.
che Lui è venuto a donarcela, ma non solo. Vuole che la nostra gioia sia piena, cioè completa, in altre parole eterna, per sempre. Pone però due presupposti, due condizioni per ottenere tutto ciò. Il primo, che la nostra gioia rimanga nell'amore di Gesù e dunque che la sua gioia sia in noi. Secondo, che obbediamo al suo comandamento, amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati. Ecco allora che la nostra gioia sarà vera, sarà piena e potremmo così avviarci in questo continuo cammino a festeggiare perché i nostri 100 e 200 anni di movimento. Preghiamo insieme il Salmo 33. Diciamo insieme, benediciamo insieme il nome del Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Facciamo insieme adesso il canto Strade e pensieri per domani. Fare nulla sai, aspetto solo te. Noi tutti vicini e lontani, insieme si fa. Sai, ho voglia di sentire la storia di quello che sarà. Vorrei entrare nell'unico amore, insieme si fa. Percorsi impossibili, fare pensieri per domani. Sai, se quando attorno a me c'è da fare, c'è chi tempo non ne ha più. Se siamo soli e solidari, insieme si fa. Sai che oggi imparerò di ieri stanno anche insieme a te. Donne e uomini, non solo gente, insieme si fa. Arcobaleno di anime che ieri sembrava distante, lui traccia percorsi impossibili, fare pensieri per domani. C'è un'unica maniera, in tutto il mondo c'è una sola umanità. Se dici uguale, insieme si fa. Sai, ha detto anche qui, lascia
staccare i passaggi, ma quelli che verranno senza mettere limiti alla provvidenza. Di conseguenza alla più giovane, e poi noi gli stati di ricordo, ci mancherebbe altro. Saremo tutti insieme. Siamo nemmeno questa dimostrazione di avere questa tanta gente. Vai. Sì. L'Ucraina non c'è? L'Ucraina anche no? Manca l'Ucraina. Vai, andiamo. E lì davanti dopo ci sarà la targa che è lì posizionata, che saremo come segno di questo nostro momento principale e così via. Ecco, adesso noi abbiamo anche Sara, un po' diciamo la figura un po' più giovane del nostro movimento qui presente, che per noi è molto importante. Esatto, quindi adesso facciamo questo segno. Allora, adesso Sara toglierà un po' il piccolo coso che abbiamo messo davanti, dopo vedrete cosa ci sarà, insomma, dopo la leggeremo assieme, insomma, la taglia. Allora, come tutti vedete, la targa riporta quello che è stato messo anche nel libretto, cioè la Farnia, la Quercias robus, pianta longevole, simbolo di forza e resistenza donata dai Masci Veneto nel 70° del movimento. Lo scautismo, proposta per tutta la vita, cammino di libertà, felicità e speranza. Sulla sinistra c'è il simbolo del nostro 70°, sulla destra c'è il simbolo del 50° della Gesci, dal 70° del Masci al 50° della Gesci. Però non ci fermiamo qua. Noi abbiamo un'altra sorpresa per tutti voi. All'interno della nostra barchessa, noi lasceremo, della barchessa della base Mario Mazza, lasceremo un altro segno che ci viene donato da un maestro del mosaico bizantino, forse l'ultimo, mi sembra anche un insegnante appunto di mosaico, che ci ha fatto il logo del 70° con i pezzetti tagliati a mano. Ci ha messo cuore e anima, credetemi, perché è una persona che dona proprio se stesso in questa passione che lui ha, e andremo adesso a scoprire il secondo segno, che è proprio il segno del 70°, e dobbiamo nominare chi l'ha fatto, perché effettivamente è una persona che ha lasciato il segno anche in altre parti del mondo. I suoi lavori sono in America, sono in altre parti, ed è Ezio Burigana di Oderzo 2, e perciò un applauso veramente intanto a lui. E poi andremo da qui, passeremo, scusate un po' il passaggio di dover andare un po' avanti e indietro, ma perdonateci, perché quello non è un segno che possiamo lasciare all'esterno, ma è un segno che deve essere all'interno per mantenerlo nella sua integrità. E allora ci sposteremo di nuovo nella barchessa e scopriremo questo 70°, questo simbolo del 70° che ha fatto Ezio, che è dov'è? Ah, eccolo qua. Questo è il nostro artista del Veneto che ci ha donato, ci ha fatto questo dono grandissimo. Sì. Poi abbiamo anche l'assessore Benini, mi sembra, che è venuto a trovarci anche lui, e magari ci fa due parole, insomma, per questo evento che ci farebbe veramente piacere. Grazie.
Grazie a tutti, sono Assessore Alverde, quindi sono stato invitato per questo importante momento di un movimento come il vostro, che è un movimento un po' come questa quercia, quindi forte, resistente, un movimento che supera tutte le intemperie e quindi anche da un lato che arriva un momento in cui avviene il passaggio da una generazione a quella successiva. Quindi questa pianta è veramente il sinonimo di tutte queste caratteristiche, che sono anche le caratteristiche del vostro gruppo. E quindi noi come Comune di Verona, insomma, con grande piacere ospitiamo in via definitiva questa pianta, che possa essere un ricordo per voi e per tutti quanti, anche come monito di una importante realtà che deve essere emulata, perché è una realtà che porta a fare del bene alle persone. Quindi veramente grazie a tutti e viva il Masci! Visto che noi lasciamo sempre un segno, no, del nostro passaggio, una traccia, come abbiamo detto all'inizio, no, del lancio del 70°, noi siamo abituati a lasciare tracce, a fare passaggi, a lasciare le nostre impronte, perciò anche all'assessore Benini lasciamo una nostra traccia. Il libro è della storia del Masci, che così magari approfondisce chi siamo e come siamo. Bene, grazie. Abbiamo anche con noi il Presidente. In questo luogo, che per lo scautismo è un luogo importantissimo, voi lo sapete, qui è nato un po' l'ispirazione sul Masci. Mario Mazza ha fatto qui il collegio, un momento educativo estremamente importante, perciò ha vissuto alcuni anni della sua vita, proprio alla fine della sua vita, portando questa esperienza che poi purtroppo si è interrotta con la sua morte, ma è tutta la villa, tutto il parco è intrisa di questo messaggio educativo di attenzione ai giovani e alla natura, e questa è memoria, perché Villa Buri persegue questi obiettivi della natura, dell'accoglienza. Voi sapete, oltre che l'accoglienza degli scout, accogliamo in villa delle famiglie in disagio abitativo, delle famiglie che sono arrivate qui in barconi attraverso la prefettura di Verona e una serie di persone, delle famiglie ucraine. Anche questo segnale di accoglienza è importante, perché testimonia concretamente che le cose si devono fare e non solo chiacchierare. Perciò noi portiamo questa esperienza a tutti, la presenza degli scout è significativa. Voi pensate che su 8 persone nel consiglio di amministrazione 5 sono capi scout, a significare che lo scoutismo, il servizio che arriva e la donazione agli altri dello scoutismo rimane per tutta la vita. Grazie. Questo segno del vostro passaggio e del nostro anniversario è l'inizio di questa grande opportunità che avremo anche poi con l'estate, agosto, con i 20.000 capi scout che accoglieremo da tutta Italia. Grazie e un arrivederci a tutti nei momenti in cui ci incontreremo. Grazie. Andiamo di là adesso. Vivi la vita e non voltarti indietro, vivila ora perché non è finita, vivi la vita e pensa al tuo domani, vivila ora col coraggio tra le mani, vivi la vita, vivi perché c'è ancora un sogno davanti a te. Nessuno può attraversare la vita, così come non può attraversare un pezzetto di campagna senza lasciare tracce. E quelle tracce possono spesso essere utili a chi viene dopo di lui per trovare la propria strada.
Vivi perché c'è ancora strada davanti a te.